Turno di riposo domenica per l'Acragas. I giocatori potranno godere di 2 giorni di riposo in più, concessi dal mister forse anche per smaltire la fatica degli spostamenti in autobus che incidono parecchio sul fisico dei calciatori. Purtroppo per le trasferte l'autobus rimane l'unico mezzo disponibile. Ma questa è un'altra triste storia che riguarda l'Acragas. La squadra, allenata da Raffaele Di Napoli, tornerà in campo venerdì 22 dicembre per affrontare il Matera, gara che segnerà l'inizio del girone di ritorno della Serie C, un girone che si spera possa portare piacevoli novità per quanto riguarda almeno la società biancoazzurra. La partita con il Matera si disputerà allo stadio Nicola De Simone di Siracusa alle 16:30. Intanto ad Agrigento si ironizza parecchio su un nuovo aspirante patron biancoazzurro. Dopo Nuccilli e Nava, infatti, come da noi anticipato, sarebbe spuntato un nome nuovo, quello di un imprenditore che questa volta arriva dalla Toscana. Insomma, più che una telenovela, questa del passaggio di proprietà dell'Acragas è la prova che chiunque può prendersi gioco di una città e dei suoi colori sociali. Adesso però è troppo e sarebbe forse il caso di pretendere rispetto da parte di chi in questo momento si sta proprio divertendo alle spalle dei tifosi che sulla vicenda, bisogna ribadirlo, dimostrano una lodevole responsabilità. Il nuovo imprenditore venuto alla luce pare sia un uomo anche di spettacolo, con diverse apparizioni televisive. Come dire che sulla vicenda Acragas ci mancava un attore vero.